Anaci Padova, patrimonio di storie ed esperienza nella gestione condominiale, da sempre impegnata in corsi formativi agli associati e nel promuovere contatti diretti con le istituzioni e i cittadini. L'amministratore Anaci, il miglior investimento dopo la tua casa. In collaborazione con AF Energia, gas naturale ed energia elettrica. Ben ritrovati gentili telespettatori con il nostro appuntamento del giovedì pomeriggio con il Condominio Risponde, trasmissione che realizziamo in collaborazione con Anaci, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Do il benvenuto ai miei ospiti, il dottor Mauro Pellizzari, membro della Commissione Nazionale Pro Viviri, ben ritrovato. Buonasera. Ben ritrovato anche a Filippo Sartori, coordinatore del gruppo Giovani Anaci di Padova. Buonasera. In collegamento oggi abbiamo un avvocato, l'avvocato Monica Marcon, avvocato appunto del Centro Studi Anaci Veneto da Venezia. Ben ritrovata. Buonasera, da Treviso. Da Treviso, benissimo, perfetto, abbiamo solo sbagliato città, ma rimaniamo nel nostro Veneto. Allora, parliamo dell'uso della cosa comune, articolo 1102 del Codice Civile, però ovviamente i protagonisti siete voi da casa, potete interagire, potete chiamare qualunque dubbio, qualunque problematica legata alla vita di condominio, rapporti di vicinato, uso della cosa comune, che è l'argomento di cui ci occupiamo oggi, potete chiamare allo 049 744 1313. Noi ovviamente, se stiamo parlando di un argomento e ce ne chiedete un altro, interrompiamo, rispondiamo, poi riprendiamo il filo del discorso. Allora, cominciamo dall'articolo 1102 del Codice Civile, intanto, dottor Pellizzari. Regola l'utilizzo della cosa comune. Condominio è per antonomasia una cosa comune dove ci sono spazi che possono essere utilizzati, devono essere utilizzati da tutti, di modo che il diritto di uno non vada a limitare il diritto di un altro. Ci sono dei doveri, ovviamente, insomma, cerchiamo di fare luce su questo articolo. Allora, parti comuni dell'edificio, già la parola da sola dice parti che servono e che sono di comune proprietà di tutti i condomini. Una parte comune è in antitesi a un diritto privato, una parte privata. La parte privata possiamo per semplicità identificarla come il nostro appartamento. Le parti comuni sono quelle parti che, acquistando il nostro appartamento, quindi il nostro diritto reale sulla nostra abitazione, acquistiamo contemporaneamente relativamente a tutto l'edificio in cui noi abitiamo, edificio o parte di edificio o parti comunque che riguardano l'intero fabbricato. Per semplicità potremmo definire le parti comuni, che sono le parti, quelle previste al 1117 del Codice Civile, sulla gestione delle parti comuni, le scale dell'edificio, l'ascensore, il riscaldamento laddove è centralizzato, il giardino condominiale, piuttosto che tutti quei beni il cui utilizzo è previsto non in maniera esclusiva dal singolo, ma è previsto per tutti i condomini. Essendo appunto comuni, diciamo che oltre al diritto prevale anche il rispetto nella gestione del bene, in maniera tale che il singolo non possa gestirla in maniera tale da impedire all'altro comproprietario, l'altro comunista, diciamo, di poter anche lui fruire in pari modo dei beni comuni. Fruire in pari modo non vuol dire che deve per forza di cose utilizzarla per lo stesso periodo, per lo stesso tempo, ma vuol dire che potenzialmente deve essere garantito il pari utilizzo di tutti i condomini. Cerchiamo di fare un esempio per capire di cosa stiamo parlando. Certo. Allora, l'ascensore è un bene comune. L'ascensore io non posso né dire, siccome io faccio le scale, dal momento che il condominio è nato con l'ascensore, io non voglio pagare la manutenzione dell'ascensore perché tanto io salgo a piedi. No, nasce con me e pertanto quando ho comprato l'appartamento viene costruito nasce con l'ascensore, pertanto io ne sono comproprietario e pertanto devo comunque pagare la manutenzione dell'impianto, che io lo utilizzi o non lo utilizzi. Perché a questo punto viene a dire lo devo pagare perché potenzialmente lo posso utilizzare. Sì, anche se poi ho deciso di fare le scale, comunque se volessi potrei usarlo, per cui insomma lo devo pagare. Contribuire. Proprio perché stiamo parlando dell'ascensore, che è una cosa particolare. C'è una differenza però nella ripartizione delle spese se io abito al piano terra e proprio non lo utilizzo e io abito all'ultimo piano, oppure si ripartisce
in modo uguale? Allora, distinguiamo quelli che sono i costi ordinari da quelli che sono le manutenzioni straordinarie dell'impianto. Allora, per quanto riguarda i costi ordinari, la ratio di ripartizione è per un 50% sulla base della superficie dell'immobile di proprietà esclusiva e per un 50% sulla base dell'altezza di piano. Cioè si cerca di creare, di ristabilire una sorta di equità tra il condomino che abita all'ultimo piano e il condomino che abita a un secondo piano, laddove potenzialmente il condomino dell'ultimo piano ha un utilizzo dell'ascensore superiore rispetto al condomino del secondo piano. Mentre per quanto riguarda la gestione delle manutenzioni ordinarie o straordinarie relative proprio al bene, quindi non ai consumi, sulla sostituzione di un pezzo piuttosto che la manutenzione ordinaria del bene in quanto tale, la sostituzione stessa dell'intero impianto di ascensore, questo essendo un bene di proprietà dei singoli, acquistato diciamo all'atto dell'acquisizione della casa, viene ripartito in funzione dei millesimi di proprietà generale dell'edificio, quindi non vi è la distinzione per altezza di piano. Perfetto, parliamo proprio anche di cosa è possibile fare, Filippo Sartori, quali sono gli eventuali limiti, gli eventuali alternativi passaggi con la regolamentazione condominiale per quanto riguarda la cosa comune. Sì, allora chiaramente il problema in questo caso è sempre quello legato al fatto che fin dove può arrivare l'uso e l'utilizzo del bene comune, fino a dove può arrivare, fin tanto che non va ad alterare la destinazione d'uso del bene comune e non impedisca agli altri di poter partecipare o comunque di poter utilizzare la parte comune per poter insomma, godere del proprio bene, inteso come immobile privato, ma comunque poter sfruttare tutte le zone, le aree di competenza. In ambito condominiale spesso ci si trova di fronte a situazioni in cui non so, il condomino utilizza in modo improprio il bene comune oppure lo utilizza in un modo tale per cui gli altri non possano farne insomma, pari uso, ad esempio l'occupazione degli spazi comuni con oggetti o comunque con auto nel parcheggio condominiale per esempio, impedendo agli altri di poter usufruire in pari modo, implica appunto di andare a superare quelli che sono i limiti e i confini. Ecco, quindi queste sono le circostanze. È chiaro che ci sono delle casistiche in cui si può ricorrere anche a situazioni più estreme nel momento in cui venga utilizzato il bene in modo improprio, quindi non per la sua destinazione, quindi si possono configurare anche situazioni in cui il condominio e l'amministratore può intervenire in maniera determinata. È ovvio che in ogni caso è sempre importante da parte dei condomini che venga rispettato l'altro, venga rispettato il vicino, venga rispettata la convivenza, in un momento come questo in cui anche nell'ultimo anno e mezzo siamo stati parecchio chiusi in casa. Ecco. Abbiamo la telefonata, pronto? Pronto? Pronto, prego. Niente, volevo intervenire. Sì, prego, può interagire con i nostri ospiti. Prego, buonasera. Io chiamo dalla provincia di Trento. Salve. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Ecco, niente, volevo chiedere, in un nostro condominio di 30 condomini c'è un unico posto auto condominiale pubblico. Volevo sapere, c'è una persona che lascia sempre la macchina posteggiata per diverso tempo. Io ho mandato anche un'email all'amministratore, ma non è successo niente. E volevo sapere se è una cosa fattibile, cioè se può lasciarla lì posteggiata per settimane, addirittura è qualche mese che è lì posteggiata. Facciamo rispondere l'avvocato? Grazie. Va bene, grazie. Grazie, l'avvocato Monica Marcon, prego. Allora, il problema che pone la signora è piuttosto ricorrente, ma purtroppo la norma di cui ci stiamo occupando non è risolutiva, né si potrà pretendere che l'amministratore di condominio faccia il vigile negli spazi comuni del condominio, questo è evidente. Se una persona
abusa dello spazio comune, ci sono delle soluzioni adottabili con una delibera che può essere chiesta in qualunque sede assembleare per rendere turnario l'uso di quel posto auto. Non è però questo che fa il vostro condomino arrogante un uso improprio, perché se quell'unico posto è destinato a parcheggio ed è fortunata questa persona o ostinata, non si può invocare il 1102 per dire che quello è un uso improprio. È un uso proprio. Bisognerà regolamentare attraverso gli strumenti di cui dispone il condominio il regolamento, la delibera, stabilendo appunto un uso turnario o a seconda delle esigenze del condominio un'altra tipologia di uso. Tenete presente poi che è abbastanza recente una sentenza rivoluzionaria delle sezioni unite della Cassazione che dice che un uso esclusivo non può essere dato ad un unico condomino, per cui insomma bisogna cercare con l'organo collegiale del condominio, che è l'assemblea, o con lo strumento di cui il condominio dispone, cioè il regolamento, di rendere paritario l'uso a beneficio di tutti i condomini. Senta, già che ci siamo, cosa si intende? Magari l'abbiamo anche un po' già detto, ma magari lo specifichiamo anche con esempi concreti che poi sono quelli che arrivano meglio anche ai nostri telespettatori. Cosa si intende per pari uso e per alterazione della destinazione? Rimango sempre con lei, avvocato. Allora, l'hanno già detto molto bene gli amministratori. Il 1102 prevede la possibilità del maggior uso a favore di un condomino della cosa comune, e questo maggior uso può avvenire in due modi: o senza modificazioni, quindi io, per fare l'esempio dell'ascensore, uso dalla mattina alla sera l'ascensore, o come l'esempio che accennava la vostra telespettatrice, parcheggio continuamente impedendo agli altri, questo non è un uso improprio perché è un uso proprio della cosa comune. Ed è possibile, se nessuno lo impedisce o se non c'è una norma del regolamento o una delibera che disciplina l'uso delle cose comuni. C'è invece l'uso che prevede il 1102, che è il maggior uso della cosa comune. È consentito al condomino farne un uso anche più intenso in funzione della propria utilità, e scendo ad esempi pratici. Sì. Io posso utilizzare il tetto per metterci pannelli fotovoltaici. Se il tetto è molto esteso e io devo mettere 2 pannelli e ci sono altri 5 condomini e lascio lo spazio loro per collocare altrettanti pannelli fotovoltaici, lo posso fare. È un uso più intenso ma non vietato della cosa, perché offro agli altri condomini la possibilità di farne un potenziale, non un reale concreto, ma un potenziale pari uso senza alterare la destinazione. Quella del tetto è una funzione di copertura rispetto all'intero edificio. Se io ci colloco i pannelli non altero la destinazione della cosa comune e permetto a tutti gli altri di fare altrettanto. Perfetto, telefonata. Pronto? Sì, pronto? Buonasera, prego. Buonasera a lei. Benvenuta. Grazie. Una domanda. Per regolamento generalmente le spese amministrative, assicurazioni, eccetera, vengono ripartite in, se riesce ad alzare un po' il volume perché la sentiamo un po' bassa. Vediamo. Provi. Dicevo, generalmente nel regolamento di condominio viene ripartita le spese di amministrazione in base ai millesimi. Sì. Però per mia pratica, praticamente il lavoro del contabile viene effettuato sia per quello che ha 2 appartamenti, 14 appartamenti, o come nel nostro caso soltanto il garage. Perché il lavoro dell'amministratore, come anche l'incidente dell'assicurazione, eccetera, secondo me dovrebbe essere ripartito in parti uguali.
come si può fare per farlo, ossia se secondo voi è giusto e cosa si può fare eventualmente per proporlo? Allora, io ritengo che la ripartizione in base ai millesimi sia la ripartizione più corretta per quella tipologia di spese. Cerchiamo di capire che cosa vuole dire ripartizione in base ai millesimi. Ripartizione in base ai millesimi vuole dire cercare di creare un criterio affinché quella spesa venga il più possibile ripartita in funzione di un'utilità diretta dei condomini, che nel caso di specie il millesimo non è altro che la proiezione della proprietà privata di tutti i singoli condomini all'interno del condominio. Cerchiamo di spiegarla con un esempio più pratico. Io sono proprietario di un'unità da 200 metri quadrati, la sto facendo in maniera molto più semplice, perché il millesimo è un criterio di ripartizione un po' più complicato perché subentrano diversi fattori. Limitiamoci ad analizzare un singolo fattore, che è la superficie. Sono proprietario di 200 metri quadrati, il mio vicino di casa è proprietario di 50 metri quadrati. Potenzialmente è giusto che io paghi di più rispetto a lui. Una ripartizione in parti uguali invece è una ripartizione che non tiene conto di questa distinzione. Nel caso di specie la nostra telespettatrice chiedeva dell'assicurazione dell'amministratore. Questi due costi secondo me è corretto ripartirli in base ai millesimi. Facciamo un esempio diverso dove il criterio può essere un altro. Analizziamo la sostituzione del citofono dell'abitazione. Nel caso di specie il citofono è un bene con un'utilità diversa, perché che io abbia un appartamento di 100 metri quadrati o abbia un appartamento di 50 metri quadrati, il citofono sempre mi serve per suonare il campanello. Di conseguenza in questo caso è corretto ripartirlo secondo in parti uguali tra i proprietari. Poi laddove il condominio, nei limiti in cui il codice civile lo consenta, vuole modificare i criteri di ripartizione, vi è il regolamento di condominio e le delibere assembleari che in funzione della tipologia di modifica richiedono dei quorum, che adesso è complicato andare a precisarli uno ad uno, però a livello assembleare può essere deciso di modificare un criterio a livello condominiale con le delibere che hanno dei diversi quorum. È chiaro, signora? Io la ringrazio, tutto questo mi era più che chiaro. Il mio discorso era... Scusi, sto interrompendo. Prego, prego. No, quello che io intendevo dire è che il lavoro dell'amministratore, della contabile vera e propria, registra 10 fatture, 20 fatture, eccetera, sia per quello che è proprietario del garage, sia per quello che è proprietario degli 80 millesimi e 90 millesimi. In questo intendo dire, quindi anche il proprietario del garage non può cavarsela con 3 millesimi, 23 millesimi, perché tutti i lavori di contabilità e di 30, non so quel che l'è, dovrebbe essere ripartito anche di lui. Questo che intendo dire, capisco tutto il discorso dei millesimi. Sì, prego Sartori. Sartori aggiunge. Allora, sì, no, ad integrazione del collega, la signora si focalizza il suo ragionamento prettamente su un aspetto contabile. In realtà la sfera delle attività che svolge l'amministratore, per cui viene pagato dai condomini, è molto ampia e riguarda un'infinità di attività in nome e per conto del condominio e per perseguire chiaramente l'interesse comune. Quindi diciamo che per quanto riguarda prettamente il numero di registrazioni di fatture per conto del condominio sta bene, possiamo anche condividere il fatto che non sia differente la dimensione o il millesimo di proprietà, però non dobbiamo soffermarci solo su quello, perché di fatto viene considerata una spesa proprio a carico della proprietà per millesimi di proprietà, proprio perché l'amministratore poi riveste tutta una serie di cariche o comunque di attività per conto del condominio, anche in termini di responsabilità e di iniziative che deve intraprendere. Quindi è corretto che il metodo di ripartizione sia legato ai millesimi di proprietà. Ribadisco il concetto espresso prima dal collega sul fatto che poi a discrezione del condominio eventualmente c'è la possibilità di modificare i criteri, però concettualmente è consolidato nel nostro ambiente che l'amministrazione debba essere ripartita per millesimi di proprietà.
Ok, la ringrazio per la telefonata. Abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi ci rivediamo subito dopo per la seconda parte di questa puntata del Condominio Risponde. A tra poco. Carrel, da 40 anni è leader nella movimentazione interna. Un fornitore serio e affidabile che ti consente di ottenere le migliori soluzioni logistiche sviluppate per il tuo business. Le nostre 3 sedi operative coprono le province dal Brennero al Po. Carrel organizza lo spazio. Spex Tube vi aspetta a Malcesine, specialità allo spiedo da 30 anni. Tutto legna. Rossi Service, costruzioni edili, edilizia abitativa, commerciale e ospedaliera. Approfitta dei bonus fiscali con sconto diretto in fattura. 50% ristrutturazione, 65% eco bonus, 60% bonus facciate e 110% super bonus e super sisma bonus. Carne bovina di prima qualità dai nostri allevamenti diretti. Esperti nella macellazione e lavorazione della carne. Macelleria Galvani, intenditori del sapore, buon gustai da tradizione. Chi va a prendere il secondo? Vado io. Ciao Daniele, cosa mangiamo oggi? Pollo e patate. Pronti? Un pollo appena sfornato per te. Grazie Andrea. Ciao. A Pasqua, lasciati sorprendere dalla convenienza Ali. I prezzi bassi ti aspettano nei nostri supermercati e su aliperme.it fino al 19 aprile. Ali Supermercati. Sentirsi a casa. Padova meravigliosa, dichiarata patrimonio universale UNESCO per gli affreschi del Trecento che hanno cambiato la storia dell'arte. Scopri anche tu le bellezze di Padova, un percorso tra storia, cultura e tradizioni in uno scenario indimenticabile. Padova meravigliosa, patrimonio universale di emozioni. 20.